Buonasera a tutti, siete voi, tenevamo di oggi, di 27 di trigo dalla tua messa e 20 Kimbe, oggi anticipamos un novas, ha provato lo impegno, quindi per non brincare dei sottotto, e alle scritte in questo diese, primo in tempo insomma di spostamento, e quindi andiamo da innanzi. E dimos insomma come si presenta sta di oggi, 28 gradi temperatura massima, 19 gradi temperatura minima, oggi è domenica, copulateggio viene la stagione che poi spalazzato dai stagioni che poi. Crasa a 28, lunedì, 26 gradi, temperatura massima, 6 gradi temperatura minima, copulato tutto. Mese copulato per tutto la via, qualche spalazzatella verso la vecchia, insomma. Bene, bosamente appuntamento, allora intanto vabbè, vediamo le sue stasera, ma intanto un po' appunto bosamente chi 7 di agosto bisogna i collage, scusate per sbagliato il titolo della canzone, ma in questo momento Filippo Scriene non va proprio passato bene, non è tu Miro Vilani, ma che è del cocciante, ma eh, bella, no, no, tu mi rubi l'anima, dei tesori dei collage, non bella senza anima, che invece del cocciante. Va bene, confusione totale, io non sono esperto di questa scuola. Andiamo da innantisi, incontro a supporto di chi assiste, dibattito in Piazza Capitale sulla figura del Carigiver. In effetti non ne scappa nulla, non mi hanno avvisato e quindi boh, non va a essere poi lo impegno, può che la diretta. Si terrà venerdì 1 agosto, sul 1 di agosto, questo non come, no? 1 agosto a Bitti, in Piazza Capitale, già a partire dalle 19.30, un incontro pubblico di sensibilizzazione e informazione dei cittadini. Il titolo è Prendersi cura di chi si prende cura. L'altro volto della cura, solitudine, lutto e speranza, dedicato alla figura dei caregiver, vabbè. I soggetti che assistono quotidianamente un familiare, un amico o una persona malata con disabilità o in età avanzata. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore comunale dei servizi sociali e salute Pietro Sanna, ha l'obiettivo di trattare un tema che interesserà molti cittadini e che poco spesso viene esplorato con i dovuti strumenti di analisi e quindi di approccio formativo. Ad animare l'appuntamento saranno i saluti, l'introduzione di Pietro Sanna, la relazione della psicologa psicoterapeuta e vice coordinatrice regionale LILT, Lega Italiana Lotta contro i tumori, Stefania Sedda, e poi ampio spazio dedicato al confronto con il pubblico che potrà porre domande o spunti di riflessione utili allo sviluppo della consapevolezza collettiva. Il caregiver fornisce supporto fisico, emotivo, gestionale ed amministrativo in contesti vari, come l'assistenza a pazienti oncologici. Verranno esplorate le reazioni naturali alla sofferenza del paziente, che possono evolvere in depressione o in disturbo post-traumatico da stress, sovraccarico fisico ed emotivo. Una bella iniziativa, complimenti a Pietro Sanna, ma sicuramente Matamannale della Locandina. Pietro è sempre puntualissimo. Incontro sulla figura dei caregiver in rapporto ai soggetti fragili. L'iniziativa dell'assessorato ai servizi sociali del comune di Bitti. Andiamo da innanzi, cure mediche non urgenti, numero unico europeo alla ASL, abbiamo dato Pulvesi. L'ha attivato l'Areus, darà agli utenti informazioni e assistenza, però non posso leggere sul numero che hanno in grandi di questi schermi, quindi la Pulvesi, però no, che non lo sa leggere, non in grandi. Andiamo da innanzi. Marco Mancini, così nell'isola scoprimmo l'arsenale delle BR. Questo è un articolo molto interessante, questo da leggere, che è storia, insomma, l'ex agente segreto si racconta dal caso Abu Omar a Barbagia Rossa, Cossira,
venne a trovarmi in carcere e parlammo per ore in gallurese. Vabbè, veramente così la gallurese non la raionaia, ma raionaia su Zassareso, che su gallurese si è stato un opaco, ma non è samatissimo cosa. Mafiosi a Utta, il sindaco all'attacco, scelta pericolosa calata dall'alto. Approvata in consiglio comunale una mozione indirizzata al governo. Beneato il sindaco di Utta. Il sindaco di Utta, Giacomo Porco, lo dice chiaramente. Portavoce: portare 92 detenuti sottoposti al 41 bis nel carcere Scalas è una decisione pericolosa, priva di ragionamento. Lo ha ribadito anche durante il consiglio comunale di 2 giorni fa, culminato con l'approvazione di una mozione forte e articolata che chiede lo stop immediato ad ogni attività legata al trasferimento dei detenuti sottoposti a carcere duro nel carcere di Utta, cioè praticamente sono delinquenti se solo, poi non si devono mantenere in dove sono, si sono già ambientati e niente, stanno di sicuro e sono pusadate, sono roba di famiglia. Il pericolo a 600 metri di fondale, 2 razzi persi nell'esercitazione. Il letale Aster 30, la difesa antiaerea, sarà fatto esplodere. Oh yeah, sempre in occhio, siamo in guerra in occhio. Regione in ritardo con le procedure e la RVM ricorre al TAR. Potete scrivere questo su RVM e se la vrabica che veste in domus bombas in un bevrabica sal bomba la può andare a occhiere sentinati due. Attacco di Fratelli d'Italia, la presidente Todde che incassa però l'appoggio dei pacifisti. Nonostante la RVM Italia abbia adempiuto a tutte le richieste burocratiche e l'istruttoria amministrativa si sia conclusa positivamente da alcuni mesi, la giunta regionale non ha ancora adottato l'atto necessario per il rilascio definitivo della valutazione di impatto ambientale. Così facendo, la presidente Todde impedisce l'avvio di alcuni nuovi reparti produttivi, mette a rischio un centinaio di nuove assunzioni ed anche 500 posti di lavoro attualmente occupati. Su ricarte sempre su Matessi. A chi mul bombas, però ponemos a trabalhar sempre, quindi si chiama la facca bomba, può bombardare in carchi locco. E chi è per piscinedes, reminas, omine, tutto, bestia, animale, eccetera, eccetera. E quanto denunciato in una dura nota, Paolo Truzzo, denunciano in dura nota Paolo Truzzo e Gigi Rubio, rispettivamente capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Vabbè, se sono Fratelli d'Italia, quindi armatevi e partite. Sarà ora il TAR Sardegna a cui l'azienda si è rivolta a decidere sulla vicenda, verosimilmente con conseguenti danni economici per le casse regionali. Le accuse alla regione vengono definite particolarmente tristi per il disinteresse che mostrano verso la pace, la tutela dei lavori e la legalità dal comitato di conversione RVM, che in una lunga nota riassume le caratteristiche dell'azienda: stabilimento chimico integrato soggetto per legge alla valutazione di impatto ambientale via, parla dei reparti aggiuntivi in questione, realizzati a partire dal 2017 e mai entrati in funzione per mancanza della regolarità edilizia del via ora richiesti ex post, cioè praticamente sono abusivo, ed auspica un diretto interessamento della presidente Todde, rendendosi subito disponibile ad un confronto. Mai Bilesacano bere. Dermatite bovina, pronti 9 milioni, incontro di Confagricoltura a Calangiano. A Santa Cristina nasce il comitato Bacargios. Fondi regionali per ASL, indennizi per abbattimento e sostegno alle aziende. Risultati deludenti, bisogna rilanciare l'azione di governo. A Tramassa il PD ha fatto il punto sulla situazione politica. Appuntamento il 12 settembre per la scelta del nuovo segretario. Comandini, 17 mesi di luci e ombre. In sanità sono state fatte solo nomine. E infatti
da est. 5 Stelle te potete fare. I piromani, persone con problemi psichici, hanno bisogno di cure, non solo, ma le carche a culo pure. Il giorno dopo la grande paura, l'analisi del sindaco Gianluca Milis. Todde, chi brucia l'isola non rimarrà impunito. Col diretti che repiccato e a colare e sa spiazza non nemico custe su coglione chi ha posto giù. Danni incalcolabili alle coltivazioni e imprese da sostenere. Bisogna la questione dei dazi, le piccole aziende saranno più vulnerabili. Il presidente nazionale del CNA, Costantini, teme gli effetti sull'export italiano. Nel caso poi si usano i più piccoli, i più fragili, gli imprenditori, artigiani sardi rischiano di essere le prime vittime sacrificali della guerra internazionale sui dazi. Lo sa bene il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, intervenuto ieri all'assemblea regionale dell'associazione nel ricordare che quello americano è il secondo mercato per il nostro export. Abbiamo già iscritto questa cosa ed è proprio legale. Pochi giovani e poco istruiti, la Sardegna si gioca tutto, poco istruiti insomma. Entro 10 anni si perderanno 122.000 addetti, Todde investire sulla formazione. L'allarme sul mercato del lavoro lanciato dall'assemblea regionale del CNA. Gaza senza aiuti alimentari, l'allarme, cioè abbiamo veramente un allarme totale. Questo telefono è Lucia. Scusate, allora c'è nulla osta di Israele a Emirati e Giordania a paracadutare il cibo. L'ONU narrata est insufficiente, 100.000 bambini sotto i 2 anni sono a rischio di morte imminente a Gaza sono di rischio imminente a Gaza per la mancanza di cibo. Tra questi 40.000 rischiano di morire a breve perché non hanno latte a causa della totale mancanza di latte in polvere e integrazione alimentare. Già siamo a posto. Sempre in politica internazionale, la fame assedia Gaza, emergenza infinita per 100.000 bambini. Giorgia Meloni cauta sulla Palestina, troppo presto per il riconoscimento e mantiene su per l'inglese Stafford. La testimone chiave fa tremare Trump. Trump è insomma come storia in gioco per questa questione della pedofilia. Ghislaine Maxwell, ex collaboratrice del finanziere pedofilo, avrà l'immunità per deporre. Una 14enne venne ospitata nella residenza del presidente. Dem all'attacco. Cioè, praticamente, insomma, questa chiesa commercio di Piscinedel, da complice di un mostro condannata a 20 anni di carcere a testimone chiave, custode di segreti che potrebbero salvare o affossare il presidente degli Stati Uniti e centinaia di altri potenti, non solo in America. Dopo anni di silenzio, in sole 9 ore di colloqui, Ghislaine Maxwell ha cambiato il suo destino ottenendo una immunità parziale dal Dipartimento di Giustizia che la terrà al riparo da eventuali incriminazioni e forse le aprirà la strada verso la grazia presidenziale, anche se restano dubbi sull'affidabilità della sua testimonianza, e cioè, figurati, è pronto a testimoniare tutto, basta che si incaissa dai galera. Nada, mica studiavo il field, studiavo il field, l'ha visto.
Bene, che in questo tancamo siete nuove de oggi e non diamo l'appuntamento torna a casa, siamo a tesoro. Salutamos allora TV e a Nina Carai che con l'orario hanno inteso i tenori si hace nuova de mi comunicare, dai visti comunicatemi da io temporaneamente il forza. A mezzo il videre e di buona tutto dai visti TV. Adios e mezzo la classe.